Presidente Comandini, consigliere e consiglieri, voglio ringraziarvi per avermi dato la possibilità di condividere con voi in quest'Aula oggi lo stato del sistema sanitario regionale e la visione che questa maggioranza ha della sua evoluzione, assumendomi la responsabilità politica e istituzionale di ciò che è stato fatto, di ciò che stiamo facendo e di ciò che deve essere ancora corretto, accelerato e rafforzato. Parto da un punto essenziale. La sanità sarda, l'ho sentito anche negli interventi che hanno preceduto il mio, non è entrata in crisi ieri. Le difficoltà che affrontiamo oggi non nascono negli ultimi anni e non sono il prodotto di una singola stagione politica. Sono il risultato di problemi accumulati nel tempo, di una frammentazione organizzativa che ha indebolito il sistema, di una programmazione assente, di carenze di personale, di medicina territoriale rimasta troppo a lungo sulla carta e di un sistema dell'emergenza-urgenza costretto per anni a vivere dentro l'emergenza stessa, senza alcuna pianificazione. Per questo non posso condividere la rappresentazione fatta da alcuni esponenti della minoranza di una regione senza direzione, che non ha visione, che non ha contezza di quello che è necessario fare. Possiamo dire ai sardi che finalmente ogni problema è stato risolto? Noi non mentiamo ai cittadini, quindi certamente no. Ma possiamo dire con convinzione e con orgoglio che stiamo lavorando con tutte le energie possibili per cambiare quello che oggi non funziona. Il primo tema che voglio affrontare è la stabilità organizzativa del sistema sanitario regionale. Abbiamo trovato un sistema segnato da assetti diseguali tra aziende, di una capacità limitata di governo unitario e da una visione troppo spesso schiacciata sul presente. In sanità però vivere alla giornata significa condannare i cittadini a pagare il prezzo della disorganizzazione. Per questo abbiamo impostato il lavoro su 5 direttrici precise. Rafforzare il ruolo dell'assessorato, garantendo una gestione uniforme a livello regionale e ripristino dell'azione di controllo e di monitoraggio. Centralizzare e semplificare quelli che sono i processi strategici, aumentare le piante organiche stabilizzando il personale, avviare una programmazione strutturata e pluriennale, ragionare come sistema, integrando ospedali, territorio e sociale. Dentro questa impostazione appena elencata si colloca anche il riordino normativo. Abbiamo definito un quadro più chiaro di governo del sistema, razionalizzando l'assetto istituzionale, chiarendo funzioni e responsabilità e rafforzando la gestione unitaria della rete delle aziende sanitarie. E per essere chiara, il fatto che il perimetro sia stato definito in questo modo non significa che il perimetro sia perfetto. Significa che andare a appesantire il sistema che abbiamo in questo momento di ulteriori passaggi, di ulteriori riperimetrazioni, ci creerà ancora problema di processo che noi non possiamo permetterci di affrontare in questo momento. Per garantire la condivisione di strategie e la migliore omogeneità di sistema, il coordinamento dei direttori generali è diventato strutturale, diretto dall'assessorato, con riunioni periodiche e settimanali. Questo perché è giusto rispettare l'autonomia delle singole aziende sanitarie, ma non è assolutamente corretto che ci siano processi diversi in territori diversi. L'obiettivo politico di questa scelta è semplice: superare la frammentazione gestionale, garantire maggiore omogeneità organizzativa, assicurare ai cittadini sardi il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in maniera uniforme, a seconda del territorio in cui vivono. In una regione come la nostra, segnata da distanze, fragilità, squilibri storici, questo non è un dettaglio tecnico, è una questione di giustizia. Il terzo punto riguarda il personale. Nessuna riforma sanitaria regge se manca chi, con fatica, impegno, competenza, passione, determinazione, quella sanità la fa vivere ogni giorno. Per contrastare il precariato abbiamo bisogno di stabilità e la stabilità si costruisce assumendo e programmando. Nel biennio 24-25 la Regione ha avviato un programma strutturato di assunzioni. Nel 2024 sono state concluse 209 procedure di reclutamento, 299 nel 2025. Di queste 52 procedure di stabilizzazione nel 2024 e 61 nel 2025. Queste procedure hanno garantito l'acquisizione all'interno del sistema sanitario regionale di 1.500 infermieri, 982 dirigenti medici, 943 OS. Questi numeri chiaramente non risolvono assolutamente tutte le carenze, ma raccontano di una linea di lavoro chiara: meno precarietà, più programmazione, più capacità di dare continuità al sistema.
A questo si accompagna un altro passaggio decisivo, l'allineamento delle politiche del personale ai piani triennali dei fabbisogni, con attenzione particolare alle aree più critiche e meno attrattive. Non basta infatti reclutare, bisogna sapere dove servono veramente le risorse e costruire strumenti che rendano possibile lavorare anche nei territori più difficili. Dentro questa logica si colloca per esempio la delibera dell'11 marzo 2026 sull'individuazione delle sedi disagiate per i medici di medicina generale, costruita su parametri oggettivi e applicabili all'intero territorio regionale. È una scelta importante perché segna il passaggio da una gestione confusa delle criticità a una loro definizione chiara e misurabile e dunque affrontabile. Abbiamo poi rafforzato il sistema, la programmazione di medio periodo e qui il punto è ancora una volta politico piuttosto che amministrativo. Per troppo tempo la sanità è stata governata in affanno, con interventi frammentati, scollegati tra loro e spesso incapaci di tenere insieme risorse, bisogni di salute e organizzazione. Noi abbiamo scelto un'altra strada. Ridurre l'improvvisazione, ricostruire coerenza, riportare il sistema dentro una visione più ampia. L'ultimo atto programmatico di integrazione sociosanitaria risale al 2005. Questo dato, da solo, dice quanta strada sia stata lasciata indietro. E uno degli errori più gravi che è stato compiuto negli anni passati è stato pensare che la sanità coincidesse solo con l'ospedale. Non è così. E quando si ragiona così l'ospedale finisce per essere travolto da tutto quello che il territorio non intercetta. Per questo uno degli assi portanti del nostro lavoro è l'equilibrio tra ospedale, territorio e integrazione del sociale. In questa direzione si colloca il rafforzamento della prevenzione, lo sviluppo delle centrali operative territoriali, il rafforzamento della presa in carico della cronicità, l'integrazione tra servizi sanitari e sociali e il nuovo piano regionale dei servizi alla persona. Su quest'ultimo, la Regione Sardegna ha avviato un ampio e strutturato percorso di condivisione del nuovo piano regionale dei servizi alla persona 26-28, comando un vuoto programmatico che appunto perdura dal 2005. L'obiettivo è ridurre la pressione sugli ospedali e costruire un sistema più vicino ai cittadini, più sostenibile, più capace di prendersi carico delle persone, prima ancora che il problema diventi un'emergenza, mandando in affanno il sistema. Un altro grande pilastro della nostra strategia, che condividiamo con il Governo nazionale, riguarda la riorganizzazione della sanità territoriale in coerenza col DM 77 del 2022. Prima del 2024 la Regione non disponeva di un impianto aggiornato e pienamente allineato agli standard nazionali, né di strumenti attuativi sufficienti per garantirne una reale operatività. Si parlava di territorio, ma il territorio restava troppo spesso una promessa. Noi siamo intervenuti aggiornando e rafforzando quel quadro con una rimodulazione tecnica e finanziaria finalizzata a garantire le scadenze del PNRR. Questo significa una cosa molto concreta: più copertura territoriale, più prossimità, più possibilità di risposta nei territori, soprattutto quelli più fragili. Ma vediamo ai dati. Lo stato dei cantieri e della scadenza del PNRR, siamo partiti da una situazione di assoluto ritardo. Oggi posso dire che sul piano attuativo abbiamo enormemente accelerato. Infatti a dicembre 2025 i cantieri delle case di comunità sono passati dal 26% al 94% di attivazione, con 47 cantieri avviati su 50. Gli ospedali di comunità sono arrivati al 100% con l'avvio di tutti e 13 gli interventi programmati. Quindi il 13 maggio 2026 avvieremo l'attività sanitaria in tutte le strutture previste. Inoltre, a dicembre 2025, abbiamo raggiunto il target sull'assistenza domiciliare integrata, la cosiddetta ADI. Infatti siamo passati dal 5,57 di luglio-agosto all'11,69, il 31 dicembre 2025 superando la soglia prevista. E anche su questo voglio essere chiara. Noi non completeremo tutti i cantieri degli ospedali che erano stati inizialmente pianificati. Il target del PNRR sarà raggiunto con la rimodulazione, con l'overbooking, con l'utilizzare strutture che non erano state previste inizialmente nel PNRR e che sono state inserite all'interno del PNRR, perché bisogna essere onesti anche dal punto di vista intellettuale. Ma dal nostro punto di vista è importante centrare il target, assicurarsi le risorse e fare in modo che ci siano poi le risorse necessarie per completare tutti i cantieri che ovviamente dovremo completare. Quindi il punto è questo: per anni si è parlato di medicina territoriale come di un orizzonte astratto. Noi stiamo trasformando investimenti in strutture e organizzazione. Forse non basta, ma finalmente è qualcosa che prende corpo e conferma la nostra visione. Un altro tema importante, visto che in questa sede autorevole è stato discusso il provvedimento del fine vita,
e importanti anche da dedicare alle cure palliative, che evidenziano a livello regionale un significativo ampliamento della copertura tra il 2024 e il 2025 rispetto al fabbisogno stimato. In particolare per la popolazione adulta, a fronte del fabbisogno regionale pari a 4.584 assistiti, la copertura passa dal 37% del 2024 al 51% del 2025, segnando un incremento del 14% in un anno. Tale crescita testimonia un rafforzamento concreto della capacità di presa in carico, sia in ambito domiciliare sia hospice, e un progressivo avvicinamento agli standard programmati. E poi il sistema dell'emergenza-urgenza. Sul sistema dell'emergenza-urgenza e pronti soccorso bisogna essere molto chiari. Per molto tempo si è andati avanti con misure contingenti, con soluzioni tampone, con una gestione che seguiva la pressione del momento, senza costruire un quadro strutturale. Abbiamo adottato il piano regionale di indirizzo per la gestione del sovraffollamento del pronto soccorso e dei flussi di ricovero. Perché è importante? Perché segna il passaggio da una gestione spot a una strategia di medio e lungo periodo. Questa strategia si fonda su 3 pilastri: facilitare l'accesso al pronto soccorso riducendo gli accessi impropri, favorire l'ospedalizzazione riducendo il boarding tramite una regia dei posti letto e dei ricoveri urgenti, facilitare le dimissioni e la continuità assistenziale attraverso un'integrazione più forte con i servizi territoriali e le strutture intermedie. In altre parole, non stiamo trattando il sovraffollamento come un incidente inevitabile, stiamo affrontando come un problema organizzativo e di sistema. Nel piano pronto soccorso ci sono delle scelte precise. La prima è il contrasto alla permanenza prolungata dei pazienti nel pronto soccorso in attesa di ricovero e il contrasto al fenomeno dei bed blocker, quei pazienti pronti alle dimissioni che non possono lasciare l'ospedale perché non è stato predisposto un percorso di continuità assistenziale. La seconda è l'istituzione delle unità di crisi per il sovraffollamento, le UCRAS, da attivare quando le misure ordinarie non sono più sufficienti. La terza riguarda i percorsi alternativi al pronto soccorso, fast track e ambulatori dedicati, per i casi di bassa complessità, holding polispecialistiche per i pazienti clinicamente stabili, percorsi PASS per i pazienti con bisogni speciali. La quarta scelta riguarda l'integrazione ospedale territoriale attraverso centrali operative territoriali, ospedali di comunità e presa in carico coordinata post dimissioni. La quinta prevede un intervento forte per garantire la deospedalizzazione e il superamento dei bed blocker. La Regione, tramite Ares, quantifica il bisogno di posti letto di lungodegenza per ogni azienda sanitaria e mette a disposizione i posti letto delle case di cura private in favore delle esigenze pubbliche. Questo è un cambio di paradigma, perché le case di cura private che vengono chiuse in estate, quando c'è la maggiore necessità e la maggiore pressione all'interno dei pronti soccorso, è una cosa che deve finire, non può andare avanti. Nello specifico, entro 15 giorni, le aziende sanitarie devono trasmettere ad Ares il fabbisogno presunto di posti letto da reperire presso il privato accreditato. Nei successivi 15 giorni Ares deve consolidare questi fabbisogni da definire insieme agli erogatori privati, la quota di posti letto da rendere disponibile nella rete regionale. Entro 45 giorni devono essere pienamente operativi i protocolli di trasferimento tra presidi pubblici e strutture private accreditate. Un tema che abbiamo affrontato senza ipocrisie è quello dei medici a gettone. Anche qui serve chiarezza. Il primo contratto per i gettonisti è stato fatto nel 2022. I contratti di servizio per i codici minori sono scaduti il 28 febbraio 2026. Quelli per i codici maggiori scadranno inderogabilmente il 30 giugno del 2026. Davanti a questa scadenza abbiamo deciso di affidarci a una transizione governata, da una parte garantendo la continuità attraverso l'utilizzo transitorio dei medici già contrattualizzati per i codici maggiori, dall'altra con il rafforzamento strutturale degli organici. In questa direzione va il concorso per 44 dirigenti medici di emergenza-urgenza che ha visto la partecipazione di 36 professionisti, 7 specialisti e 29 specializzandi. A questo si aggiungono una procedura di selezione a tempo determinato per specialisti, una procedura ad hoc per specializzandi, la gestione flessibile delle risorse tra aziende tramite convenzioni per la copertura dei turni e l'utilizzo delle indennità del pronto soccorso.
perché c'è il fondo per l'operatività dei presidi ospedalieri nelle aree disagiate con una dotazione annua di 5 milioni di euro. E anche su questo punto voglio essere particolarmente chiara: altre regioni, nella misura in cui si sono rese conto che non sono in grado di coprire i turni e chiaramente non potendo intervenire diversamente, hanno chiesto l'attivazione di uno stato di crisi. Io non ho nessuna intenzione di nascondermi dietro una foglia di fico. Se ci renderemo conto nei prossimi mesi di essere in difficoltà perché non saremo in grado di reperire professionisti o se non saremo in grado di coprire i turni in maniera sensata, in maniera molto trasparente utilizzeremo tutti gli strumenti, ribadisco tutti gli strumenti a disposizione per poter coprire quello che riteniamo un servizio essenziale. Per quanto riguarda la riorganizzazione del sistema preospedaliero, il lavoro non riguarda solo i pronti soccorso, ma l'intera filiera dell'emergenza urgenza. Stiamo proseguendo la riorganizzazione del 118 e dell'elisoccorso. Stiamo potenziando le postazioni territoriali anche infermeristiche, lo sviluppo della rete di elisoccorso e delle elisuperfici e il rafforzamento delle integrazioni tra centrali operative 118, rete ospedaliera e gestione delle maxi emergenze. Sicuramente sono segnali. È necessaria una riforma strutturale, di questo siamo consapevoli, di questo discuteremo in Commissione e questo sarà sicuramente l'impegno delle prossime settimane. C'è anche un dato però che va affrontato con franchezza: circa la metà degli accessi a pronto soccorso è impropria e dovrebbe essere gestita sul territorio dalle strutture di prossimità. Questo significa due cose. La prima è che il problema dei pronti soccorso non si risolve soltanto dentro il pronto soccorso. La seconda è che rafforzare il territorio non è una formula gentile per i convegni sanitari, ma una necessità concreta. Senza un primo livello di risposta diffusa e funzionante, l'ospedale continuerà ad essere il luogo in cui si scarica tutto. Per questo motivo è stato attivato 2 settimane fa un tavolo con Agenas con l'obiettivo di definire criteri di indirizzo per la gestione dei codici minori e valorizzare la rete territoriale come primo livello di presa in carico. Stiamo definendo con loro il piano operativo. Per quanto riguarda il monitoraggio e le governance delle liste d'attesa, per molto tempo il monitoraggio della lista d'attesa è stato frammentato, poco uniforme, privo di un vero presidio pubblico e di lettura unitaria. Per questo motivo abbiamo deciso di aderire in maniera convinta alla piattaforma nazionale delle liste d'attesa, che è stata resa operativa da gennaio 2025, che consente l'acquisizione e l'aggiornamento mensile dei dati e garantisce un accesso pubblico. Tutti i cittadini possono accedere al portale e vedere quello che sta succedendo, anche nella nostra regione, con dei dati aggiornati. Questo significa più trasparenza e significa più possibilità di controllo. Gli indicatori disponibili comprendono il numero totale di prenotazioni, la percentuale in ambito di garanzia per classe di priorità, la quota di prime disponibilità accettate dall'assistito, la distribuzione delle classi urgenti, breve e differite programmata e il tempo medio di accesso alle singole prestazioni. Abbiamo deciso di adottare il sistema nazionale inviando mensilmente i flussi relativi alle liste d'attesa, garantendo trasparenza e conoscibilità dello Stato anche per quanto succede in Sardegna. Questo si affianca ovviamente anche al rafforzamento della governanza regionale. La Giunta ha istituito l'unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e delle liste d'attesa e ha formalizzato la figura del RUAS, il responsabile unico dell'assistenza sanitaria. Inoltre la Giunta ha richiesto a tutte le aziende sanitarie la nomina di un RUGLA, che non è una figura casuale, ma è un soggetto responsabile delle liste di attesa aziendali, che è incardinato presso la direzione sanitaria. Questo assetto serve per dare un presidio unico di indirizzo, coordinamento e controllo all'intero sistema regionale delle liste d'attesa, perché anche in questo caso è chiaro che se ogni singola azienda manda dei dati che non sono corretti, incompleti o non controllati, il risultato finale non può essere comunque un risultato affidabile. Quindi anche in questo caso la scelta politica è chiara: non lasciare che il problema si disperda in competenze frammentate, ma costruire un centro di responsabilità capace di monitorare, indirizzare e intervenire. Contestualmente abbiamo però deciso di intervenire anche non solo sull'offerta, ma anche sulla domanda di assistenza sanitaria, trattando per esempio separatamente i pazienti oncologici, mediante la presa in carico diretta tramite l'istituzione dei CAS, evitando quindi che i pazienti oncologici passino attraverso il sistema del CUP regionale. Abbiamo inoltre deciso di lavorare sulla qualità del CUP,
non soltanto aspettando l'aggiudicazione per un CUP unico regionale, ma attivando percorsi di formazione degli operatori dedicati al fine di semplificare l'accesso ai cittadini e sistemi sanitari regionali. E abbiamo anche istituito una figura di coordinamento, perché non è accettabile che in determinate ASL si diano delle informazioni e in altre ASL, perché il personale è formato diversamente, si diano delle informazioni diverse, spesso senza neanche saper rispondere correttamente ai cittadini. Per quanto riguarda le risorse destinate all'abbattimento alle liste d'attesa, le conoscete molto bene perché molte sono passate attraverso le nostre manovre finanziarie ed in particolare sono stati stanziati 7,7 milioni di euro per il 23-25 per prestazioni aggiuntive per specialisti ambulatoriali interni, con estensione dell'accordo fino al 31 dicembre 2025. Le liquidazioni sono pari a circa 1,1 milioni di euro per il 23-24 e 1,6 milioni di euro per il solo 25. Sono state programmate risorse pari a 7,6 milioni di euro per il personale delle strutture pubbliche per il 2024, circa 5,4 milioni di euro per il personale dirigente, 2,2 milioni di euro per il comparto. A marzo risultano liquidati 1,7 milioni di euro per il personale dirigente, 1,2 milioni di euro per il comparto, con ulteriori somme impegnate in fase di liquidazione. Per il privato accreditato sono stati stanziati circa 5,4 milioni di euro ripartiti tra specialistica ambulatoriale e ospedaliera. Sono stati programmati per il 2025 ulteriori 5 milioni di euro per proseguire azioni di abbattimento delle liste d'attesa attraverso l'acquisto di prestazioni da privati accreditati. La linea che abbiamo seguito è chiara: utilizzare tutto il sistema disponibile, pubblico e accreditato, per dare risposte più rapide ai cittadini. È stato pubblicato il sistema delle sedi disagiate, proprio oggi c'è stata la scadenza del bando e la risposta, visto anche l'accordo che è stato siglato con i medici di medicina generale, che ricordo 1.700 euro per l'adesione all'FT e 2.000 euro per chi andrà nelle sedi disagiate, ha visto una adesione di 60 medici di base. Quindi quello che io posso dire oggi è che siamo passati da una carenza di 543 medici di medicina generale nel 2024, 100 medici in più sul territorio. È una piccola inversione di tendenza considerata la carenza, ma sicuramente un segnale. Per quanto riguarda le politiche sociali, tengo particolarmente ai nuovi dati riconducibili al RAIS. Nel 2025 abbiamo aumentato le risorse destinate all'intervento e a fronte di un numero di nuclei familiari beneficiari sostanzialmente stabile rispetto al 2024, pari complessivamente a 7.674, si registra un incremento della spesa complessiva pari al 22%. Passiamo quindi da circa 34 milioni di euro nel 2024 a circa 42 milioni di euro nel 2025, pari a 7.772 nuclei familiari. Tale aumento non è riconducibile a un aumento della platea, bensì alle modifiche introdotte nell'algoritmo di calcolo. Quindi non aumentano le famiglie in povertà, ma aumenta la platea che beneficia il sostegno, allargandolo anche a chi prima non lo percepiva, perché è fuori dall'algoritmo. Questo dato testimonia una scelta programmatoria orientata a rafforzare l'intensità del sostegno, rendendo la misura più adeguata e più vicina ai bisogni delle famiglie. Mi avvio alle conclusioni. Chi governa la sanità in Sardegna non può permettersi né l'autocelebrazione né la rimozione delle criticità, certamente non lo farò io. Sarebbe un errore politico e un torto verso i cittadini e verso chi lavora ogni giorno nel sistema sanitario. Ma non possiamo neppure accettare una narrazione dove tutto non cambia, secondo cui non esisterebbe una linea, una strategia delle priorità, degli strumenti, delle responsabilità. La verità è un'altra. La Regione Sardegna non è ferma, sta intervenendo sul riordino normativo e sulla gestione complessiva, sta lavorando su personale, sta rafforzando la rete territoriale con le case di comunità, gli ospedali di comunità, le COT. Ha adottato un piano per affrontare in modo strutturale il sovraffollamento del pronto soccorso, sta accompagnando il superamento dei gettonisti, sta investendo in maniera importante sulla prevenzione, anche mediante l'acquisto di 2 motorhome che saranno disponibili per tutte le ASL che ne faranno richiesta, per garantire screening oncologici nei territori, perché uno dei temi è raggiungere popolazione anche rispetto alle carenze di trasporto che abbiamo. Quindi vogliamo tutelare i cittadini, chi vive nelle grandi città ma anche nelle piccole comunità.
Stiamo riorganizzando la rete preospedaliera, stiamo costruendo un sistema pubblico di monitoraggio delle liste d'attesa. Stiamo investendo risorse per ridurle, attivando i recall. La cosa importante che voglio anche sottolineare è il fatto che col PNRR saranno disponibili 320 posti letto per i post acuti, che non vanno in competizione, come ho spesso sentito dire, con i posti letto per gli acuti che abbiamo disponibili all'interno della nostra regione, ma invece vanno a risolvere un problema importante di liberare quei posti per acuti che spesso invece non sono liberi per chi ne avrebbe bisogno. E l'ultimo punto che voglio sottolineare è che il fatto di aver attivato 6 posti letto per quanto riguarda le emergenze pediatriche, quindi terapia intensiva pediatrica al Brozzo con la certificazione del Bambin Gesù, non è un vezzo, ma è semplicemente cercare di sopperire a una carenza che per tanto tempo la nostra regione ha avuto. E l'obiettivo è quello di renderlo attivo entro inizio dell'anno, quindi entro la fine del 2026. Quindi saranno contesti che saranno misurabili e su cui ci confronteremo. Quindi la Regione ha una direzione chiara, che è fondata su scelte verificabili. Non siamo qua a raccontare una sanità perfetta, siamo qui per dire la verità ai sardi. Sappiamo che ci sono ancora liste d'attesa troppo lunghe, territori che si sentono lontani, operatori sanitari che lavorano sotto pressione ogni giorno. Sappiamo che per molti cittadini il diritto alla salute non è ancora pienamente garantito come dovrebbe essere. Ma sappiamo però anche un'altra cosa, che questa Regione ha deciso di non voltarsi dall'altra parte. Abbiamo smesso di inseguire i problemi, abbiamo iniziato a governarli, abbiamo messo ordine dove c'era disordine, abbiamo costruito una direzione dove prima c'erano interventi isolati. Continueremo a rafforzare il territorio perché la salute non può dipendere dal luogo in cui si vive. A chi ci chiede risultati immediati rispondiamo con serietà. Non esistono scorciatoie, esiste il lavoro, la competenza e la determinazione. E ai sardi voglio dire una cosa semplice e chiara. Non promettiamo ciò che non possiamo mantenere, ma non ritiriamo di un passo nel cambiare ciò che non funziona. Il diritto alla salute non è un principio astratto, è una promessa concreta che le istituzioni devono mantenere ogni giorno e noi quella promessa intendiamo mantenerla.